Sì, iniziamo i lavori sapendo che qualche minuto il vicepresidente Vietti tarderà, ma insomma cominciamo con i saluti delle persone presenti. Comincio col presentare il nostro dirigente, il professor Sandro Turri. Buongiorno a tutti, grazie di essere qui. Speravo in una presenza un po' più sostanziosa degli alunni, che abbiamo cercato in tutti i modi di fargli capire l'importanza di questo incontro, ma a pomeriggio gli studenti si vede che è difficile catturarli. Peccato, perché il tema di questo incontro è un tema cruciale, credo, per lo sviluppo del Paese, e quindi è giusto che sia rivolto prima di tutto ai giovani che dovranno entrare nel mondo del lavoro e che occuperanno tutti i diversi ruoli, dai più umili ai ruoli più importanti, dove è richiesto comunque sicuramente un cambio nei valori etici e morali del nostro Paese, perché credo che sì, dalla crisi si può uscire se gli aspetti congiunturali, internazionali varieranno, ma credo che innanzitutto bisognerà rimboccarsi le maniche e cambiare qualcosa all'interno del Paese. Il tema di impresa e giustizia credo che metta a fuoco sicuramente questo aspetto. Il Paese ha bisogno di ritrovare un ambito di regole sicure, di regole certe, dove il mercato possa essere un mercato veramente competitivo, dove i migliori possano rappresentare il punto trainante, diciamo, dell'industria e di tutti i settori del mondo economico, e non invece chi agisce in modo fraudolento, chi gode di rapporti clientelari. E questo direi che è importante che i giovani lo capiscano. Ringrazio il professor Zummer di aver avuto l'idea di questo incontro, che si innesta in una linea di azione che questa scuola di azione di tipo educativo, che questa scuola sta portando avanti da tempo, proprio nell'ambito dell'educazione alla legalità, educazione alle regole, anche in rete con le altre scuole, con associazioni del territorio. Abbiamo avuto ospiti eccellenti, ricordo nel 2012 per Camillo da Vigo, nell'aprile di quest'anno in quest'aula abbiamo ascoltato il giudice Ayala, che ci ha parlato di lotta alla mafia, alla criminalità. Abbiamo collaborato con la Fondazione Falcone, siamo riusciti a portare a settembre alla Gran Guardia Maria Falcone, la sorella del giudice scomparso, e quindi diciamo siamo una scuola, sono orgoglioso di questo, che grazie all'impegno dei docenti, che oltre ad insegnare le regole giorno per giorno, però si impegnano anche in queste attività extracurricolari, ma che penso siano di fondamentale importanza, perché consentire dalla viva voce di personaggi che occupano ruoli d'eccezione, di strategici a livello di importanza nazionale, credo che sia uno stimolo anche per i ragazzi per ragionare, metabolizzare dentro di loro questi concetti fondamentali. Quindi invito gli studenti, che ringrazio e mi congratulo con loro di essere qui, di ascoltare a orecchie ben aperte, perché sono cose rivolte appunto a voi, ma soprattutto al futuro del nostro Paese, che voi dovete costruire. Quindi oggi avremo delle personalità importanti, in particolare il vice
Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura che sta arrivando e quindi sicuramente dirà delle cose che sono importantissime per voi. Quindi poi spero che abbiate modo di parlare nei giorni successivi con i vostri compagni, con i vostri docenti, perché credo che queste cose vadano riprese e ridiscusse. Grazie a tutti per la partecipazione. Dopo il saluto del nostro dirigente, che ha ben illustrato la filosofia di questo istituto tecnico, darei la parola al rappresentante del presidente di Confindustria Verona, che oggi ha comunicato che era impegnato e ha invitato a rappresentarlo qui oggi il dottor Zanardi delle Industrie Zanardi, Franco Zanardi, quindi vicepresidente. Prego il microfono. Grazie, buongiorno e grazie per l'invito. Vi porto i saluti del presidente di Confindustria Verona Giulio Petrollo e che mi ha delegato gli impegni a rappresentarlo oggi. Mi chiamo Franco Zanardi, sono vicepresidente di Confindustria Verona con la delega alle relazioni industriali e affari sociali. Mi fa molto piacere essere qui con voi oggi e anzi ho anche il piacere poi di assistere a tutto il dibattito, perché è chiaro che agli imprenditori, come tutti i cittadini italiani, questo è un tema particolarmente grave, particolarmente di interesse per la propensione che possono avere le imprese italiane e le imprese straniere ad investire in Italia. Ecco, credo che noi dobbiamo partire dallo stupirci come in Italia possono accadere casi come quello recente di Prato senza che nessuno si fosse accorto prima che esisteva questa area così diffusa di illegalità, come sia stato possibile inquinare la bellissima terra campana con i rifiuti senza che nessuno vedesse. Non si tratta di oscuri movimenti di denaro, ma di camionate, di cose, come sia possibile che interi quartieri di città possano essere costruiti in maniera senza che nessuno veda. Quindi oggettivamente all'investitore italiano o all'investitore straniero evidentemente ci sono forti riserve sulla capacità del sistema paese di garantire lo sviluppo di imprese sane, di imprese che siano tutelate nei loro interessi quando ci siano dei contenziosi di qualsiasi tipo, e quindi ecco che la propensione all'investimento poi, se deve essere questo investimento fatto in Italia, fa un'accurata selezione geografica delle aree dove si riesce ancora ad avere le tutele, ancora ad avere delle garanzie, ma questo diventa sempre più raro, sempre più difficile. Io ho casi di colleghi che stanno investendo in Svizzera, quindi non in Cina, non in India, non nei paesi a basso costo del lavoro, ma in Svizzera, piuttosto che in Italia. Quindi è un problema estremamente grave, è un problema che ovviamente deve preoccupare noi imprenditori, noi genitori, per il futuro vostro, per il futuro di voi giovani. Scusate, dal momento che il Presidente Vietti è in ritardo, mi consente di parlare un po' al di là dei saluti? Grazie. Ecco, allora, evidentemente noi dobbiamo chiederci quali sono le ragioni profonde che rendono il nostro paese così singolare rispetto ad altri paesi europei. Venerdì scorso ho avuto il piacere di essere invitato all'Università di Verona presso la facoltà di filosofia morale per così interagire anche là con gli studenti sul tema l'etica di impresa, cioè cosa significa etica per un imprenditore. E allora mi permetterei di ripetere qui come ho introdotto il tema, come mi è venuto spontaneamente, e ho detto agli studenti che l'etica, non per l'imprenditore, per qualsiasi cittadino, potrebbe essere schematizzata come l'equilibrio tra il potenziale, tra ciò che noi siamo in grado di fare, le nostre risorse, i nostri talenti e le nostre aspettative, le nostre ambizioni. Quando queste due
cose sono in equilibrio, quindi le nostre aspettative, le nostre ambizioni sono proporzionate al nostro potenziale, allora siamo in una condizione di equilibrio per la quale è possibile un comportamento etico, è possibile raggiungere il successo senza dover delinquere, senza dover scendere a compromessi, rimanendo nella legalità e nella virtù. Quando invece si genera uno squilibrio tra il potenziale di ciascuno di noi e le ambizioni e le aspettative, ecco che si entra in un terreno in cui il comportamento etico diventa molto più difficile, la propensione al compromesso, alla corruzione, alla clientela, alla scorciatoia diventa più tentacolare. E ho diviso, diciamo, questa in due grandi categorie: le persone che possono essere in questo stato di non equilibrio, quelle che hanno un grande potenziale, ma che tuttavia con questo grande potenziale sproporzionano poi le loro ambizioni anche rispetto a questo potenziale così alto, e questi li ho definiti come la categoria dei lazzeroni. Poi l'altra categoria invece è quelli che hanno un potenziale basso e che tuttavia rispetto a questo potenziale basso sopravvalutano poi il loro punto di arrivo, le loro ambizioni, e questi li ho chiamati la categoria dei cialtroni. E ho detto che se in un paese i cialtroni e i lazzeroni si alleano creando una rete di connivenze, di mutuo supporto, gli uni per il potere, gli altri per il supporto al potere, ecco che si genera quella ragnatela inestricabile di relazioni, di corruzioni, di clientele, di aree grigie, di detto non detto, che può sforare nell'illegalità ma anche non nell'illegalità, ma che tuttavia crea quel substrato, quel terreno nel quale rendere poi giustizia effettivamente per chi è chiamato ad operare diventa estremamente difficile. Ed ecco quindi la necessità che soprattutto voi giovani possiate vedere in questo diciamo futuro prossimo che noi siamo chiamati ad interpretare, la necessità di dare, esprimere in modo molto alto, molto forte, che si senta una domanda di giustizia, una domanda di meritocrazia, che non significa solo ed esclusivamente semplificare il sistema legislativo, rendere più efficienti le strutture che sono preposte ad amministrare la giustizia e quindi ad accelerare i processi di queste cose, ma significa anche tolleranza zero verso tutta quella rete di connivenze e di alleanze tra lazzeroni e cialtroni. Io farei finito. Grazie. Grazie. Diamo la parola ora per un saluto al rappresentante di AIA, l'Associazione Giovani Avvocati di Verona. In rappresentanza del presidente Nicoletta Giorgi c'è qui l'avvocato Michele Croce. Buonasera, ma io Maurizio penso che sia un buon risultato già avere dei giovani a sentire parlare di legalità e di impresa. L'aula non è piena, ma chi c'è è già una perla, una gemma da cercare di preservare, perché l'argomento della legalità e della lotta alla criminalità, come leggo su quei manifesti, è una cosa talmente importante e fondamentale. Magari ora non la percepirete molto attuale, ma ne rendete conto quando finirete di studiare e inizierete a lavorare, quando sia fondamentale, come ha detto il rappresentante di Confindustria Zanardi, quando sia fondamentale dare un calcio nel sedere e tolleranza zero ai cialtroni e ai disonesti, ai furboni, perché altrimenti tolgono le opportunità ai giovani. Il furbo, il disonesto arriverà sempre prima di voi, e quindi dire è così, freghiamocene, vabbè, cercherò un'altra via, è sbagliatissimo, perché non la troverete mai. Ci sarà sempre il furbo, l'amico dell'amico, il compiacente che avrà un posto prima di voi. Quindi lotta dura, senza paura, contro i disonesti. E impresa e giustizia, proprio 10 secondi su impresa e giustizia, che è il titolo di questo convegno. Noi giovani avvocati ci siamo ancora, intanto siamo una categoria a rischio di estinzione. Noi giovani avvocati
e riteniamo che non ci possa essere impresa senza giustizia. Non è che lo diciamo noi, lo dicono le statistiche di tutto il mondo. Quando la giustizia non funziona il paese arretra e quindi l'economia non avanza, perché se per avere una sentenza bisogna aspettare nei 3 gradi 10 anni, si capisce bene che non c'è giustizia. Dopo 10 anni la giustizia è negata. E quindi per velocizzare la giustizia ci sono dei rimedi facilissimi, bisogna che chi ha la possibilità di attuarli se ne faccia carico, basta parole, servono i fatti, come dicono tutti, ma chi sa veramente. Quindi dopo al vicepresidente Vieti, io per conto dei giovani avvocati, voi se volete per conto ciascuno di voi, chiederemo, lo tireremo dalla giacca, gli diremo: vicepresidente, la giustizia telematica la facciamo entrare in vigore nel 2038, oppure, visto che tutti andiamo su internet, tutti lavoriamo su internet, la facciamo entrare in vigore finalmente il 30 giugno 2014, quando cioè dovrebbe entrare in vigore, perché siamo ancora oggi nei nostri tribunali a scrivere gli atti, stamparli, andare in cancelleria a farci fare il timbro, quindi cioè, come succedeva negli anni 50, negli anni 60, negli anni 40, cioè sempre stato così. Ecco, siamo al medioevo della giustizia, già attuare il processo civile telematico, e quindi la giustizia telematica, email, tac, memoria, velocizzerebbe tutto e forse aiuterebbe la giustizia e le imprese che sono legate alla giustizia a rendere l'Italia un paese migliore. Grazie. Anche i giovani avvocati si impegnano per lo sviluppo di questo paese. Io qui avevo in scaletta segnato l'intervento del presidente del gruppo Cattolica Paolo Bedoni, che però oggi mi ha chiamato verso mezzogiorno dicendo che è trattenuto e non ce la fa venire, quindi mi incarica di portare i suoi saluti. Ecco, voi tutti sapete che il gruppo Cattolica qui a Verona rappresenta una realtà molto importante, recentemente ha avuto anche l'onore della cronaca per un acquisto importante che fa crescere ancora. È un gruppo che dà lavoro a migliaia e migliaia di persone, i cosiddetti stakeholders, i riferimenti che vengono dati sono per qualche decina di migliaia di persone, quindi è un gruppo che è molto significativo. Ha dei valori etici e il Presidente ci teneva a sostenere questo convegno proprio perché il termine giustizia impresa gli è stato caro, proprio per dire: noi come Cattolica Situazioni cerchiamo di coniugare il termine impresa con il termine sociale, perché oltre che la giustizia intesa civile, giustizia penale, se volete, c'è anche una giustizia sociale che in questi anni sta subendo continue vessazioni. Io avevo poi in scaletta anche il presidente dell'Ordine dei Commercialisti, che invece mi aveva confermato questa mattina che sarebbe stato qui presente, e quindi forse arriverà assieme all'avvocato Bruno Piazzola, che stanno accompagnando, di quello che mi dicono, il presidente Vieti, quindi probabilmente arriveranno assieme. A questo punto darei la parola all'avvocato Lamberto Lambertini, prima una breve presentazione da parte della nostra rappresentanza. Prego, Camilla. Nato a Bologna il 3 giugno 1949, vive e lavora come avvocato a Verona. Il suo studio legale però ha sede e collegamenti in Italia e nel mondo. È un avvocato esperto in diritto societario e commerciale. Ha assunto vari incarichi di prestigio, tra cui quella di Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, e in altro ambito è sempre però a lui caro come Presidente dell'Assemblea dei Soci della Società Letteraria. Ha pubblicato diversi lavori in riviste specializzate di massimo livello, tra cui in varie guide pubblicate dal Sole 24 Ore. Da oltre un ventennio è patrocinante in Cassazione e abilitato alle giurisdizioni superiori, curando in particolare le problematiche relative all'impresa. Questa degli interessi nel mondo è notevole, nel senso che cercherò di rappresentare nell'altra parte professionale della mia vita almeno questa presentanza. Stavo facendo i conti che 2 studenti di questo istituto messi insieme con l'età
non fanno la mia età, che già sarebbe non male, fanno la mia età professionale, che sì, questo è un po' preoccupante, per me naturalmente, non per loro. Allora, ha detto bene Croce, bisognerà fare delle domande al Presidente Vietti, perché in realtà lui ha come dire, il controllo, in qualche modo, la giurisdizione su un punto importante del modo di fare giustizia, che sono i magistrati. Allora, forse vale la pena che vi dica subito una cosa. Io non appartengo, ma indipendentemente dalla collocazione personale e politica, non appartengo a quei soggetti che sono abituati a parlare male della magistratura, perché in questa attività professionale molto lunga non ho mai o quasi mai avuto modo di verificare comportamenti dolosamente scorretti. Questo non vuol dire che il nostro sistema giudiziario funzioni perfettamente, anzi, non vuol dire che non si debba migliorare, non si debba cambiare il modo in cui si amministra giustizia, e credo che l'incontro di oggi serve esattamente a questo. Da qua però a delegittimare chiunque amministri giustizia ce ne passa. C'è qualcuno che dice di essere stato vittima di un accanimento giudiziario, può darsi, non lo so, non conosco i processi, non è questa la sede di cui parlarne. Faccio fatica però a pensare che tante diverse giurisdizioni abbiano davvero voluto esclusivamente fare politica anziché amministrare giustizia. Entriamo nel merito del ragionamento. Serviva questo per spiegare, come dire, qual è il taglio delle cose che intendo dire. Allora, se facciamo finta che l'Italia sia un ospedale, perché effettivamente non stiamo benissimo, diciamo che abbiamo la febbre come minimo, ma a volte stiamo un po' peggio. Prendiamo l'ospedale, noi abbiamo 2 ospedali di eccellenza a Verona, prendiamo l'ospedale di Borgo Trento, ci sono delle istituzioni italiane che io metterei tra quelle che non si salvano più, i malati terminali, quelli che se non succede qualcosa di miracoloso restano come sono. Purtroppo ci metto dentro il Parlamento e una parte importante della politica per come è stata gestita, per come è gestita nel nostro Paese. Poi ci sono dei settori invece che sono gravi, che sono quelli di rianimazione, e qua dentro ci metterei più o meno a pari merito sia il fare impresa nel nostro Paese che l'amministrare giustizia nel nostro Paese. Rianimazione, quando siete andati a vedere qualcuno in queste specie di navicelle spaziali avete visto tubicini, colori, luci, qualcuno si salva, la maggior parte si salva, alcuni no. Si tratta di vedere come si può verificare lo stato attuale di questi malati gravi e di come si può cercare di salvarli. Allora, di cosa è ammalata l'impresa? L'impresa è ammalata di crisi mondiale, di crisi locale, di accesso al credito, di capacità di rimanere sul mercato, di credibilità. Ma direi che essenzialmente l'impresa italiana soffre di un vizio ideologico che nasce anche con motivazioni in qualche modo condivisibili negli anni 50 e 60 e che poi si è protratto. Nel conflitto tra lavoro e capitale si è finito in qualche modo per sottovalutare l'impresa. Eppure parlo a giovani che potrebbero andare domani mattina in un sottoscala ed inventarsi un programma strepitoso. C'è una differenza però, i sottoscala americani non si sa perché sono pieni di idee, quelli italiani un pochettino meno. Non so se avete letto di quei 2 diciassettenni che si sono inventati un programma forse disdicevole, però sicuramente molto remunerativo, che se uno manda un messaggio all'altro, nei 30 secondi successivi, una volta letto il messaggio viene distrutto.
A cosa serve? Serve probabilmente per mandarsi messaggi compromettenti della serie oddio come ti voglio bene, detta tra due soggetti che potrebbero non volerselo dire, e 30 secondi dopo scompare, perché voi sapete che una buona parte delle violenze familiari che ci sono legate al fatto che la gente si tiene gli SMS, perché pare che abbiano una valenza, una caratteristica. Bene, questi due ragazzini si sono inventati il programma e Zuckerberg, che è nato anche lui in un sottoscala, gli ha offerto 3 miliardi di dollari per vendergli il programma. Gli sottoscala americani. E la cosa singolare è stato che i giovani non gli hanno venduto il programma. Non so Franco Zanardi, che ci conosciamo nella vita, cosa avremmo fatto io e te. Io non avrei avuto dubbi e probabilmente mi avrebbero trovato in un fosso ubriaco di champagne, perché la sola idea di far festa, però loro se non l'hanno fatto sicuramente avevano, come dire, insomma, avevano dei progetti migliori. Bene, dico, fare impresa è dal sottoscala a costruire una realtà enorme. L'impresa italiana è meno vivace di quella americana. Ci fermiamo un attimo. Stavamo parlando di impresa e stavamo parlando di come l'impresa italiana sia un po' vittima del vecchio pregiudizio del rapporto tra lavoro e capitale, e stavamo parlando specificamente, affinché lei possa entrare subito nel merito, di come i sottoscala americani siano più produttivi di quelli italiani quando ci sono invenzioni, il che non toglie però che qualche ragazzo presente in un sottoscala magari ci crei qualche cosa di interessante. Bene, dicevo, alla base c'è questo pregiudizio sul quale tutto sommato fare impresa è quasi obbligatorio e ci si dimentica di come fare impresa sia spesso invece un atto di fortissimo coraggio. Io sono nato a Bologna, ho vissuto a Bologna per un lungo periodo. Bologna ha avuto una società che è diventata leader in un momento e in una materia quasi proibita oggi, la liquoristica, dico proibita se poi ci si mette al volante, che era la Butonna, la quale nel 1930, quando ci fu la crisi del 29 e tutte le società liquoristiche chiudevano, il signore che gestiva questa cosa decise di vendere tutto quello che aveva, casa compresa, e aveva 12 figli, per salvare l'azienda. Dopodiché l'azienda si è salvata, è stata venduta alla fine degli anni 90, anche qui per un motivo che poi, se c'è il tempo ne parliamo, per un intervento su un prodotto particolare. Ma questo vuol dire in qualche modo fare impresa, cioè avere il coraggio di giocarsi esattamente tutto per mantenere non tanto il ruolo di imprenditore, quanto per le responsabilità sociali che l'imprenditore ha. Non posso farne il nome perché è riservata, ma insomma a 20 km a nord-est di qua c'è un'impresa che ha 1500 dipendenti, che vede un imprenditore avanti con l'età, che non lascerà sostanzialmente eredi e che si è rigiocato tutto quello che ha costruito in 30, 40, 50 anni di attività per mantenere l'attività di impresa. Credo che per questi motivi l'impresa meriti attenzione, meriti rispetto, meriti di essere trattata come in qualche modo merita. L'impresa però ha una serie di soggetti con cui viene a confronto, e questi soggetti sono, l'abbiamo già detto, i dipendenti, questi soggetti sono l'ambiente, i soggetti sono i rapporti con il sistema finanziario, i creditori e così via dicendo. E lì è nel rapporto con questi soggetti che l'impresa entra in conflitto e in quel momento c'è necessità di regolare il conflitto. E nel nostro ordinamento il conflitto viene regolato dalla magistratura. Ho fatto una premessa a proposito di come io ritenga che la magistratura faccia in modo eccellente, mediamente, il proprio lavoro. È altrettanto vero
che la magistratura condivide in qualche modo con l'impresa alcuni valori fondamentali: il merito, la serietà, il rigore. È altrettanto vero che l'imprenditore ha la possibilità di organizzarsi il proprio lavoro, è vero invece che la magistratura, essendo una parte di questo Stato, deve condividere con questo Stato i momenti di mancanza o i momenti, diciamo, di ricchezza. Qual è la mancanza di un magistrato? Beh, io credo che l'organizzatore di questo convegno, che va sommamente ringraziato per l'occasione, possa portare questi giovani all'incontro con i magistrati di Verona. Ricordo che Verona 5-6 anni fa, 7 anni fa forse, risultò essere il primo tribunale italiano per rapidità nello smaltimento, scusate il termine che sembra un po' da discarica ma così non è, nello smaltimento del contenzioso e per la qualità dei propri magistrati. Bene, io vi invito ad andare a vedere come lavora un magistrato italiano. Allora, noi avvocati in croce abbiamo la segretaria, la telefonista e così via di seguito. Anche voi avvocati giovani, tra parentesi, detta agli studenti perché non lo sanno, i giovani avvocati sono giovani fino a 45 anni e questo è significativo di come la nostra sia una società che invecchia, insomma a 45 anni, tu ne hai molti di meno naturalmente, a 45 anni sei abbastanza avanti. Bene, andate a vedere però come si lavora. Tenete conto che noi abbiamo a Verona e in alcune sedi del Veneto abbiamo delle eccellenti strutture. La struttura di Verona per esempio è una bella struttura. Per caso una bella struttura? Perché nel 1984-85, quando da Verona partiva il Giro d'Italia, che aveva vinto Moser l'anno prima, il comune asfaltò gli 8 km e 9 di cronometro, che risultò ancora vinta da Moser se non mi ricordo male. L'anno prima Moser vinse davanti a Fignon per 8 secondi. È uno di quei casi, ragazzi, lo dico agli studenti, che se uno perde per 8 secondi dopo 44 ore, il suicidio secondo me si consiglia, perché è l'unico modo per credere di nuovo in se stessi. Bene, mentre si sistemava tutto il circuito, cadde un pezzo del vecchio tribunale, quello che trovate in Piazza dei Signori, ancora molto bello, ancora importante, sulla testa, sostanzialmente per fortuna senza conseguenze, di un cancelliere. Dalla sera alla mattina ci trovavamo senza tribunale. Sfortuna, perché in realtà vivevamo nel centro con palazzi molto importanti. Detto tra parentesi, l'edilizia di oggi non consente più di fare come una volta, dove l'amministrazione della giustizia era nel cuore della città, perché doveva essere un esempio. Oggi non ce lo possiamo più permettere perché un tribunale porta in centro tanta gente e di fatto dobbiamo andare alle periferie e l'amministrazione della giustizia in qualche modo risente di questo allontanamento dal contatto con i cittadini. E dico, allora ci guadagniamo perché c'era libera la caserma Mastino e insomma di fatto in un anno e mezzo, 2, forse 3, divenne quella sede che noi conosciamo. Però andate a vedere come si amministra giustizia e ripeto, i magistrati veronesi sono eccellenti tutti. Non trovate un magistrato che abbia un cancelliere, per cui quando va bene deve battersi da solo le sentenze, deve battersi da solo le udienze, deve farsi il verbale. Non esiste qualcuno se non un signore che di mattina porta una carrettata di fascicoli e poi la va a riprendere al pomeriggio e alla sera. Il magistrato che lavora, e ogni tanto vedete le luci accese, non perché qualcuno faccia come nel ventennio a Piazza Venezia faceva un signore che teneva accesa le luci anche di notte perché tutti passando dicevano guarda come lavora il nostro comandante in capo, eccetera. No, lì trovate gente che lavora davvero. Trovate quelli che vanno in giro con dei trolley pesantissimi, uno vede un magistrato con lo trolley che entra ed esce dal tribunale e dice starà andando in vacanza, beh, beato lei, beato lui o beata lei, in realtà si porta a casa i fascicoli. L'avvocato Croce prima diceva una cosa importante, forse tutto questo potrebbe diventare diverso se cominciassimo ad attuare la giustizia telematica ed è perfettamente vero. È perfettamente vero, però bisogna anche capire, secondo me, che l'impatto tra la giustizia e l'impresa deve avere in qualche modo delle regole forse migliori rispetto a quelle di oggi. Qual è la prima regola? La
prima regola è quella delle competenze. Noi ogni tanto diciamo che succedono cose nell'amministrazione della giustizia per le imprese che sono non comprensibili all'estero, basta, come la signorina diceva, che voi interessi nel mondo. Ecco, se vado al di là del confine, che non è vero, non dico all'avvocatura, se vado al di là del confine e racconto che per il recupero di un credito occorrono X anni, attenzione, a Verona che è rapida, se vado a Vicenza ne occorrono molti di più. Tra parentesi vi ricordo che la Corte d'Appello di Venezia è stata a lungo la 27esima sulle 28 per tempi di amministrazione della giustizia. Se vado e racconto che ci vuole questo tempo per il recupero di un credito non mi credono. Se racconto che una società che c'è in Mungadis e Galtarossa, lì poco avanti da questura, che è entrata da poco in amministrazione straordinaria con tempi encomiabili sia per la giustizia veronese che per il ministero che ha stabilito come fare, deve recuperare 3 o 4 milioni da Ansaldo, l'azienda di Stato, e questi 3 o 4 milioni servono per pagare stipendi, tredicesime, per avviare di nuovo il lavoro, e non si può, e Ansaldo non è capace di sbloccare questi denari perché c'è una contestazione. Beh, allora forse la giustizia telepatica non basta, forse occorre qualcosa che dia uno strumento rapido per risolvere questo tipo di problema. Se dico che il legislatore italiano, e attenzione, l'avvocato Vietti e il presidente Vietti non c'entra niente con il legislatore, o meglio, è stato un soggetto molto importante, perché la riforma del codice delle società del 2003 porta il suo nome ragionevolmente e obiettivamente, ed è stata una riforma per chi lavora nel diritto commerciale. Purtroppo è presente, non tocca fare i complimenti, ma pazienza, non importa, capirete che soltanto perché è oggettivo. È stata una riforma eccellente, ci ha in qualche modo allineati con i paesi europei. Se oggi parliamo di SPA, di SRL più dinamiche, più aperte al mercato, più rapide, con istituti peraltro che noi avvocati non siamo ancora stati in grado di capire e di applicare, purtroppo, dico una cosa particolarmente vera. Però se parliamo poi dell'aspetto giurisdizionale, che significa dire chi decide come e quando, allora è vero che debbono esserci degli strumenti più rapidi, ma è anche vero che dobbiamo smetterla di pensare di essere gli eredi del diritto romano. Dobbiamo smetterla di pensare che siano sempre necessari 3 gradi di giudizio e smetterla di pensare che sia indispensabile che ogni sentenza sia motivata con 100 pagine. Forse dobbiamo evitare di fare come fanno in Gran Bretagna. Come vede signorina, il mondo lo conosciamo abbastanza bene. No, la signorina ha presentato con interesse in Italia, che è quasi vero, e nel mondo, che tranne quelli turistici, insomma, professionalmente non è proprio così vero. Però devo dire, in Inghilterra, per esempio, il magistrato emette una sentenza. Se qualcuno la vuole impugnare quella sentenza, deve avere il placet di quel magistrato. Ci siamo? Da noi uno impugna la sentenza e dice vado al giudizio di secondo grado, poi vado al giudizio di terzo grado. Allora il sistema inglese è sicuramente sbagliato, non c'è dubbio, però c'è un dato che ci fa riflettere. In Italia le sentenze di quella che viene definita la Corte Suprema di Cassazione, ed è vero, è l'ultimo grado di giudizio, che diventa sempre molto, come dire, molto nota quando succedono dei fatti eclatanti, tipo la sentenza del 30 luglio scorso nei confronti di un ex premier, ma che in realtà svolge tutti i giorni il suo lavoro. Le sentenze civili in Italia hanno raggiunto, credo, quasi le 30.000 all'anno, un po' più, un po' meno. Quelle penali non lo so, ma insomma più o meno siamo lì. Sapete quante sono le sentenze delle Supreme Corti, della Suprema Corte, fatte le debite proporzioni inglese? Sono 50. 50 rispetto alle 30.000 o alle 60.000 di cui stiamo parlando. Allora forse quel principio di cui dicevo, cioè questo fatto che ci sia... adesso che è arrivato il Presidente del Tribunale, il Presidente dell'Ordine, smetto di parlare bene il nostro Tribunale. Anche il Presidente della Corte d'Appello di Venezia non ha parlato benissimo. No, ma non ha
nessuna colpa, nel senso che è insediato da troppo poco e non è certo e non è certo colpa sua se anni fa era la 26esima su 27, lei non presiedeva ancora la Corte e oggi sono sicuro che diventerà rapidamente la prima. Ho ricordato invece, dottor Gilardi, che il Tribunale di Verona è stato a lungo uno dei primi tribunali italiani per smaltimento delle sentenze. Adesso che sono arrivati loro, però dimenticatevi che parliamo bene dei magistrati, d'ora innanzi sarà soltanto. Allora vado però rapidamente alla conclusione. Stavo dicendo, i tempi di smaltimento sono certamente legati alle strutture, sono certamente legati al dottor Gilardi. Ho invitato gli studenti a venire in tribunale a vedere come lavorate e credo che il Presidente sia sicuramente d'accordo. E ecco, stavo dicendo, certamente è dovuto alle condizioni in cui si lavora, altrettanto vero è che noi abbiamo un amore per il cavillo, un amore per non arrivare mai ad una cosa decisa, per essere sempre incerti. Sì, ma ho perso un grado, ma ci sarà un secondo, che dicevo non hanno per esempio i paesi anglosassoni. C'è la possibilità di non rendere giustizia. Io mi immagino cosa avrebbe detto qualcuno se invece di arrivare al terzo grado di giudizio avesse visto un primo grado e poi, come un giudice inglese ha fatto nei confronti di un veronese abbastanza rilevante, avesse detto che il suo appello non era ammissibile in primo grado. Probabilmente ci sarebbe stata una sollevazione. Però è altrettanto vero che è probabile, secondo me, che se la smettiamo di pensare che tutto debba essere sottoposto necessariamente ai 3 gradi di giudizio, forse possiamo dare alle imprese anche una possibilità migliore di avere la giustizia relativamente rapida e certa che serve all'imprenditore. L'imprenditore che ha un credito vuole più o meno sapere quando lo può incassare, vuole sapere se lo può mettere a perdita perché comunque ne ha un relativo vantaggio fiscale, perlomeno insomma in qualche modo recupera. Allora sotto questo piano bisogna tirare le orecchie al legislatore però, perché quando l'11 settembre dell'anno scorso, l'11 settembre non è una bella data, lo sappiamo, proprio un disastro, quando l'11 settembre dell'anno scorso ha riformato una norma del codice fallimentare e ha ammesso che una società in crisi, invece di dichiarare la propria crisi, abbia un periodo di, io prima dicevo l'ospedale, no? Abbia un periodo di pronto soccorso molto lungo, di 4 mesi più 2, prima di decidere se sta male veramente, se muore o se in qualche modo si rianima. Bene, tutte le realtà che vengono in contatto con una società come questa, cioè tutti i creditori, devono fare i conti che prima di sapere che cosa succede al loro credito passano 6 mesi, o 4 più 2. E questo è un contagio, è un virus, poi alla fine finisce per determinare l'incapacità economica anche delle altre imprese che entrano in contatto con questo. E qua non è l'organizzazione della giustizia, qui è una norma che ha un suo significato, e il significato vero, e qua devo dire ci sarebbe da esaltarci Franco Zanardi, perché il significato di tutta la legge fallimentare è di salvaguardare oggi l'impresa a scapito dell'imprenditore, che va bene, cioè vuol dire tu imprenditore hai fatto male, vabbè tirati da parte, domani mattina arriva un terzo, arriva qualcun altro che salva l'impresa, salva i dipendenti, salva una realtà economica importante. Purtroppo però, come spesso avviene, questo principio che è condivisibile dal mio punto di vista, ma credo in generale oggettivamente, nella pratica finisce invece per essere una perdita di possibilità, finisce per essere una agonia. Io ho paragonato l'impresa e la giustizia ad uno stato agonico ma non definitivo ospedaliero. Mi dato per il definitivo avete detto il Parlamento, lì malato terminale, mentre invece qua secondo me ancora si possono fare delle cose. Chiedo scusa per i presenti, ma era per il riassumo del senso del mio intervento. Vado a concludere. Dicevo, si possono fare delle cose. Il primo concetto è di recuperare i valori sia dell'impresa che dell'amministrazione della giustizia, e sono spesso valori che vanno di pari passo, perché il valore del merito, il valore del rigore, il valore dell'esercizio delle proprie funzioni va di pari passo. Poi una parte dipende da
dallo Stato e quindi ha un rapporto diverso, una parte ovviamente c'è soltanto il suo coraggio. L'incontro tra le due realtà oggi non è l'incontro peggiore a cui assistiamo nel nostro paese. Possono esserci casi eclatanti come l'Ilva, dove si entra in rotta di collisione tra chi, giustamente probabilmente, vuole salvare l'ambiente e chi vuole salvare il rapporto di lavoro. Ma lì sono problemi che non possono essere paradigmi di un rapporto tra impresa e giurisdizione, non sono soltanto, come dire, le eccezioni sotto questo piano. Il rapporto normale è che normalmente l'imprenditore si rivolge alla magistratura e ottiene una sua risposta. Sui tempi di risposta, come dicevo, c'è molto da fare, c'è molto da lavorare. Sulle alternative alla risposta giudiziaria qualche dubbio gli avvocati ce l'hanno, ma è inutile dirlo in questa sede. Parlando a soggetti che stavo facendo i conti prima, 2 studenti di questo istituto messi insieme fanno la mia età professionale, non personale, questo è drammatico. Parlando a persone che hanno 16, 17, 18 anni, non si può dire che noi continueremo a parlare di crisi e che voi continuerete ad aspettare che qualcuno vi dia un posto di lavoro e vi dia una speranza. Io credo che per chi lavora nell'impresa e nell'amministrazione della giustizia dobbiamo dire cominciamo ad impegnarci, continuiamo ad impegnarci noi per lasciarvi, speriamo, un rapporto migliore. Grazie. Grazie avvocato, grazie anche per la riprenderei la scaletta dando a questo punto la parola anche al Presidente dell'Ordine degli Avvocati per un saluto. Quindi Bruno Piazzolla, prego. Grazie, buongiorno a tutti. Per me è difficile portare i saluti soprattutto perché non so che cosa sia stato detto sino ad ora e quindi non vorrei ripetere, so e sono certo che l'avvocato Lambertini ha spiegato tutto quello che c'era da spiegare. Io posso solo dire che come avvocati ci sentiamo responsabili di cercare in qualche modo che questa giustizia funzioni. È un po' un cambio forse in parte culturale, non semplicissimo, non siamo abituati, non siamo aiutati dai grandi numeri che caratterizzano la nostra professione, però ecco, credo che oggi chi responsabilmente opera nel mondo della giustizia non possa dimenticare qual è il fine della giustizia. Lo diceva bene in un'occasione di poche ore fa il Presidente Vietti, che è, diciamo, presidio imprescindibile per una convivenza civile. E quindi il valore della giustizia e direi anche il valore del diritto, e su questo mi collego forse con un minimo di polemica all'accenno agli strumenti alternativi di definizione delle liti, io credo che anche il valore del diritto debba essere un valore che sta molto a cuore a noi avvocati. E quindi questo è un po' l'impegno che noi avvocati dobbiamo consapevolmente assumere, perché è un impegno che va a beneficio non solo dell'impresa, non solo dell'economia, di cui giustamente oggi si parla moltissimo, perché un'economia che funziona è presupposto praticamente imprescindibile per una società civile, per il rispetto dei diritti umani, ma il timore è che a monte di tutto ci sia anche una giustizia che non garantisce appunto i diritti umani, dimenticando magari la ricaduta economica. Quindi io non rubo più tempo perché siamo arrivati in ritardo, mi scuso, e quindi sarebbe assolutamente inopportuno, però davvero, ecco, se posso portare una testimonianza, è questo desiderio anche di noi avvocati di non essere più tanto amanti, ho percepito, dei cavilli, e quindi di compiacerci del fatto che comunque noi alla fine vinciamo la causa, ma anche di ricordarci sempre che noi siamo interlocutori fondamentali del contraddittorio processuale, che serve non per far dare ragione a chi ha violato la legge, ma per far emergere quella che dovrebbe essere la verità innanzitutto, e quindi la giustizia, e noi ci crediamo anche se qualcuno crede che dice che non esiste. Grazie. Mi corre l'obbligo di chiedere anche un saluto. Garona, 2 parole, Presidente, grazie per il nostro... Per questo Chi ha già detto cose positive potrei fermarmi qui, spero non vorrei far perdere
profondi della società è quello che il processo continua ad essere considerato l'ombrello per tutti i conflitti. Invece purtroppo non è più possibile farlo. Purtroppo bisogna muoversi per un'idea della giustizia che trovi diverse dislocazioni di diversi campi, naturalmente con tutte le garanzie, ma insomma è questo, bisogna fare una costruzione stellare per cui diverse siano le sedi in cui si possa rendere giustizia. Naturalmente con tutti i rischi che possono esserci, la preoccupazione dell'avvocato Lambertini e anche la mia, insomma, che in tutto questo non ci sia un'accelerazione, qualcosa che si dica che tutti i diritti, ma insomma l'idea di fondo, quella che si comincia a coltivare, devo dire con tutte le sue tentativi, è proprio questa di fare in modo che si superi questa impostazione del processo, come ho detto, come luogo in cui può essere soddisfatti, dove per la verità, per tante ragioni, poche volte si riesce ad ottenere i diritti, dove spesso, come dire, poi riescono ad essere soddisfatti sia coloro che hanno avuto ragione, sia coloro che hanno avuto torto. Vorrei anche aggiungere che sotto quest'idea c'è anche una concezione che fa in modo per la quale spesso non si tratta soltanto, quello che si chiede non è di aver ragione e né si tratta soltanto di dividere il torto dalla ragione, quello che si chiede a volte è anche di superare il conflitto e quindi l'idea di un allargamento delle sedi di giustizia che servono a ricostruire i legami sociali, la qualità del legame sociale, essa pure è fondamentale, tutta da costruire, ma credo che le direzioni che si ricercano sono queste. Ecco, io credo che si debba dire che speriamo molto, insomma, tutti i più giovani che concorreranno a questa idea, a questa costruzione dell'ordinamento del diritto oggettivo, e segnalo come tra le esperienze utili e positive da costruire anche queste, perché purtroppo il legislatore non sempre costruisce bene, insomma, le cose, questi stage di formazione che sono nati per esempio per del fare potrebbe essere un'occasione utile per conoscere, quando avete fatto all'università, come si fa giustizia, quali sono i problemi, quali sono i difetti e come si può concorrere anche a migliorare. Quindi ascolterò con molta attenzione perché c'è sempre tutto questo da imparare. Grazie. Niente, allora adesso riprendiamo la scaletta degli interventi, presentiamo l'amico Stefano Valdegamberi, prego, una breve presentazione così. Stefano Valdegamberi, nato il 6 maggio 1970, è laureato in economia e commercio, è stato sindaco di Badia Calavena, piccolo comune della montagna veronese. È stato eletto in regione ed è stato assessore alle politiche sociali. Nel 2010 è ritornato in consiglio per il secondo mandato. È quindi in rappresentanza di APACA, l'associazione di soci del gruppo Cattolica Assicurazione. Esso punta allo sviluppo socioculturale dei soci di Cattolica attraverso la partecipazione assembleare, il suggerimento di attività verso il territorio e il sostegno di iniziative culturali quali questo convegno. Beh, innanzitutto un ringraziamento al preside di questo istituto che ha avuto questa bellissima idea di trattare un tema, forse va meglio questo, sì, così importante. Tra l'altro il ringraziamento a lui va alla Cattolica Assicurazione che ha supportato questa iniziativa e vanno gli illustri ospiti che ci hanno fatto onore della loro presenza. Abbiamo ovviamente qui oltre al Presidente del Tribunale, abbiamo il Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, che insomma è un onore, un istituto scolastico qui della città di Verona, averlo qui, un interlocutore così autorevole. Il tema che è stato posto oggi è di grandissima attualità, anzi è una delle grandi riforme in cui i cittadini, io vedo da parte un po' dei cittadini o più che da parte del politico, auspicano e che auspica anche l'economia, perché uno dei motori, dei fondamenti della crescita economica è il sistema della giustizia. C'è forse anche da una parte il fattore che più limita l'accesso degli investimenti da parte anche delle imprese, degli investitori stranieri nel nostro paese. Da noi abbiamo un sistema di giustizia che ha tempi veramente biblici, non c'è paragone in Europa, non c'è paragone nel mondo, siamo come tempi dietro addirittura la Mongolia, altri nelle classifiche quelle mondiali. E questo certamente volevo capire, il motivo di questo convegno è per capire perché questo. Abbiamo dei bravi magistrati, abbiamo dei ottimi avvocati, ma perché tutto questo? Cioè ci sarà pure un motivo che porta a questa situazione, e il quesito viene posto agli addetti ai lavori, che non sono certo io, per capire anche
il mio ruolo di poi decisore anche politico, ma non solo il mio ruolo, ma di coloro che poi devono fare le leggi, cos'è che bisogna fare per poter dare una risposta in tempi certi, ragionevoli, alla tutela soprattutto del diritto privato. Se uno ha un credito, se un'azienda ha un credito, deve avere la garanzia che in poco tempo può recuperare questo credito, ma quando viene avere una risposta, non possiamo avere contenziosi che durano decenni. Ecco, questo è un fattore importante anche e soprattutto per lo sviluppo del paese, oltre che un fattore di giustizia, e quindi c'è uno studio che dice addirittura che un accorciamento di un 10% dei tempi della giustizia porterebbe a un aumento del 0,8 del PIL del paese. Insomma, ci sono tanti studi in questo settore, quindi visto in questo momento di depressione, in questo momento particolare, deve essere il motivo per avere la spinta riformatrice, quindi mettere in atto quelle cose perché alla fine si arrivi sia a tutelare il diritto, perché che è il diritto delle persone, ma anche un diritto, una giustizia troppo tardiva, troppo lunga rischia di diventare comunque un'ingiustizia per tutti, e quindi cercare una soluzione dal punto di vista legislativo, dal punto di vista di organizzazione del sistema, che porti a risposte ragionevoli. Non si pretende di essere i primi della classe, ma risposte ragionevoli. Con questo faremo sicuramente il bene della nostra società, il bene della nostra economia e dei nostri cittadini. E credo che l'avvocato Lambertini ha appena impostato alcune tematiche, alcuni problemi. Io dico che oggi abbiamo attorno alla giustizia veramente un numero enorme anche di addetti. Pensiamo che il numero degli avvocati della provincia di Milano è superiore a tutti gli avvocati di Francia. Questo è un dato, forse il Presidente dell'Ordine mi può smentire, ma è un dato che ho letto facendo. Quindi c'è qualcosa che va modificato, c'è qualcosa, quindi l'eccesso di necessità di tutela, i 3 gradi del giudizio, sì, è vero che è la massima garanzia di tutela, però in questa massima garanzia si rischia magari di creare forse d'altra parte una serie di ingiustizie che, se valutate, pesano molto di più di qualche caso che magari con 3 gradi di giudizio ha avuto un giudizio più obiettivo. Ecco, quindi andrebbe un po' rivisto e riponderato tutto il sistema, e questo è il grande quesito che vorrei porre a nome anche degli associati di Cattolica che mi hanno delegato nel rappresentarli, porre a Michele Vieti, che ringraziano nuovamente per aver risposto anche al nostro appello ed essere molto gentilmente qui con noi, dire cosa possiamo fare. Cosa può fare la politica, cosa può fare la società, i cittadini, cosa possono tutti gli attori, cosa non possono fare perché questo non diventi più un problema, ma la giustizia diventi un motivo per non frenare lo sviluppo del paese, ma essere un motivo semmai per favorire lo sviluppo del paese, per essere uno dei pilastri che funziona. Ce ne sono tanti altri, ho detto prima, che non funzionano, peggio ancora della giustizia, ha detto Lambertini. Ma cominciamo a metterlo a posto uno alla volta. La giustizia è comunque uno di quei pilastri su cui regge un sistema paese, e se la giustizia non funziona bene, non, ripeto, per l'incapacità, anzi abbiamo forse il diritto in questo paese, è il paese che è stata la patria del diritto, da noi c'è un'attenzione massima anche alla dignità della persona, ma cercare di non creare ingiustizie, ma nell'eccesso della ricerca della giustizia si rischia purtroppo di creare delle ingiustizie. Quindi cosa fare concretamente? Questa è la domanda che io magari ripongo all'avvocato Vieti, perché possa illuminarci, tracciare degli scenari, perché da questa situazione, bene o male, dobbiamo uscirne. Grazie. Io devo ringraziare il Presidente della Corte d'Appello di Venezia, non è una scaletta, se vuol dire 2 parole, visto che è qua, insomma, perché grazie Presidente. Buonasera a tutti, sono un saluto, sono qui da poco tempo e, come dicevo stamattina, mi sono reso conto un po' di quella che è la situazione del distretto di Venezia, che non è certamente ottimale, e per quanto riguarda questo convegno e per quanto riguarda la crisi della giustizia, diciamo che
sicuramente il Presidente Vietti vi darà delle risposte. Io dico provocatoriamente, come è stato già detto, che già il numero degli avvocati, che come si diceva è enorme, sono circa 250.000 abitanti, diciamo che è una delle ragioni del proliferare delle cause, non dico tanto in questa zona ma in altre zone d'Italia. Purtroppo le cause vengono fabbricate, vengono create. Non ci potrà mai essere un giudice in grado di soddisfare un'esigenza di giustizia sicuramente al di sopra di quelle che sono le possibilità di quel giudice o dell'ufficio, per cui insomma qualunque tipo di riforma ovviamente avrà questo tipo di difficoltà. Per quanto riguarda anche, sono pienamente d'accordo per quanto riguarda la possibilità di ridurre i gradi di giudizio. Bisogna poi tenere conto, per quanto riguarda le esigenze dell'impresa, che non è soltanto il discorso, non è solo quello di fare i processi velocemente, ma è anche il discorso di realizzare il credito. Noi abbiamo un problema post giudizio di cognizione che riguarda, come l'avvocato sa, il giudizio di esecuzione, cioè quel giudizio che consente di realizzare il proprio diritto, quindi di escludere il patrimonio del debitore, che è sicuramente in grossa defiance, in grossa difficoltà, perché abbiamo delle procedure di esecuzione che purtroppo durano molti anni, molto di più del giudizio di cognizione, e non consentono la realizzazione poi del credito. Quindi il discorso sicuramente è molto complesso e diciamo che bisogna fare in modo da trovare adesso delle soluzioni di carattere legislativo, soprattutto insomma, che portino a una degiurisdizionalizzazione diciamo, dei vari processi di tutti i generi, processi sociali, civili, non tutto può essere risolto dal giudice, che si trovino anche delle soluzioni che rendano più agile il processo, in modo da consegnare alle nuove generazioni, diciamo, un sistema di giustizia che sia più vicino alle esigenze non solo delle imprese ma anche proprio dei cittadini. Quindi grazie. Grazie Presidente. Al nostro ospite atteso, appunto, e diamo la parola all'avvocato Vietti per la presentazione. Michele Vietti, nato ad Oranazzo Torinese il 10 febbraio 1954. Ma questo è indispensabile. Cioè che c'è? Ah, vabbè. Ah, ecco. Vabbè. Siamo trasparenti. Trasparenti. Professionalmente è un avvocato prestato all'alta magistratura. È un ex parlamentare, ma anche docente di diritto commerciale e di diritto d'impresa. È lungo l'elenco delle attività a lui riferibili in vari ambiti, parlamentare e professionale. Ci limitiamo a segnalare quelli più affascinanti per un esperto del diritto, in particolare la sua attività di scrittore su temi di natura giuridica. In questa veste ha pubblicato vari libri, tra cui il più recente Facciamo giustizia, istruzioni per l'uso del sistema giuridico, edizione Geo Boccioni 2013, che a noi pare ben inserirsi nel termine odierno. Come voi sapete, ricopre attualmente la carica di vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, dal 2 agosto 2010. Grazie. Grazie, ormai messa a nudo l'età possiamo provare altezza, peso, che altro devo dire. Sviluppare qualche riflessione su questa interessante materia del rapporto tra impresa e giustizia che avete voluto mettere a tema di questo incontro. Ma anzitutto vorrei dire, ma mi sembrava già sottointeso all'intervento dell'avvocato Lambertini, che la giustizia non è qualche cosa di
di estraneo all'impresa, all'attività produttiva, quasi che la giustizia fosse questione che riguarda solo i magistrati e gli avvocati o gli operatori del diritto al più. No, la giustizia è una infrastruttura. Voi sapete che le infrastrutture si distinguono in infrastrutture materiali e infrastrutture immateriali. Ecco, la giustizia è una infrastruttura immateriale la quale condiziona fortemente il sistema economico di un paese. Se noi non ci convinciamo di questo, tutte le nostre riflessioni, i nostri approcci al tema della giustizia, a mio parere, sono fuorvianti. Quindi non è che il titolo dell'incontro serve perché, avendo invitato il vicepresidente del Consiglio Superiore, bisognava parlare di giustizia. Essendo gli invitanti la Cattolica e Verona Economia, bisognava parlare di impresa, e allora abbiamo preso due titoli e li abbiamo forzatamente abbinati. No, non è così. Impresa e giustizia hanno un rapporto molto stretto. È finito il tempo, se mai c'è stato, in cui si poteva considerare la giustizia una variabile indipendente dell'economia. La giustizia non è affatto una variabile indipendente dell'economia. Perché? Perché in realtà, se il sistema giudiziario funziona, anche il sistema economico funziona meglio. Se il sistema giudiziario non funziona, questo ha una ricaduta negativa sull'intero sistema economico e dunque sul sistema paese. Cioè, la giustizia è in qualche modo lo snodo all'interno del quale passa la soluzione di molti dei problemi dell'economia di questo paese, del nostro come degli altri paesi. La giustizia non è una specie di rito iniziatico per addetti ai lavori che si celebra in alcuni luoghi particolarmente riservati, dove alcuni signori, indossando una toga, proclamano decisioni con la formula in nome del popolo italiano, dopo che altri signori, anche loro con la toga, hanno fatto dibattiti sull'argomento della causa. No, la giustizia è uno degli elementi fondamentali per la dinamica socio-economica del paese. Lo ricordava l'avvocato Lambertini, i tempi di recupero di un credito, che in Italia sono mediamente intorno ai 1200 giorni rispetto a una media europea, francese, tedesca, che non supera i 300, sono un dato penalizzante non per chi fa la causa, ma per tutti quelli che le cause non le fanno, cioè per tutto il resto dei cittadini italiani. Perché? Perché un paese in cui il sistema giudiziario dà risposte così lente è un paese poco attrattivo per gli investimenti, poco attrattivo per i risparmiatori, i quali tendenzialmente vanno ad allocare le loro risorse laddove c'è un ordinamento e un sistema che dà risposte pronte e tempestive. Pronte e tempestive. Il tempo, anche questo, non è una variabile indipendente dell'economia. Come la giustizia non è una variabile indipendente dell'economia, il tempo non è una variabile indipendente della giustizia. Allora noi abbiamo questo problema, che è il problema dei problemi: sincronizzare gli orologi
dei palazzi di giustizia con gli orologi della società reale. Oggi gli orologi dei palazzi di giustizia segnano un'ora diversa, sono su un fuso diverso rispetto a quello del paese reale. Il nostro grande sforzo è sincronizzare gli orologi, dobbiamo fare in modo che gli orologi di dentro e gli orologi di fuori segnino la stessa ora. Ora, perché la giustizia ha questo legame così forte con il sistema economico? Beh, la risposta è relativamente semplice. Perché? Perché la giustizia è lo strumento attraverso cui un paese riesce a rendere efficaci le sue regole. Allora, senza regole evidentemente non c'è convivenza. Se non si stabiliscono regole comuni, noi non possiamo vivere insieme. Il presupposto per cui noi viviamo insieme è che condividiamo delle regole, dalla regola più banale, che è quella per cui come dire, non ci si fa giustizia da soli attraverso la prepotenza e la violenza, alla regola per cui se io stipulo un contratto poi lo devo adempiere. L'espressione latina pacta sunt servanda esprime in modo molto sintetico, come sempre accade al latino, un concetto che è il fondamento della vita comune. Bisogna rispettare i patti, dove i patti sono i contratti o comunque il rispetto delle regole, anche penali. Bisogna rispettare i patti. Se non si rispettano i patti non si sta insieme. Un paese in cui non si rispettano i patti è un paese che non sta insieme. Il nostro è un paese che scricchiola, perché è un paese in cui si fatica a rispettare i patti, tutti i generi di patti. Alcuni giustiziabili, quelli giustiziabili sono quelli che quando non vengono rispettati si portano davanti al giudice. Ora, io credo che noi forse ne abbiamo resi fin troppi giustiziabili. La società dei nostri nonni, cioè la società in cui bastava la stretta di mano per avere la garanzia del rispetto della parola, era una società in cui i diritti giustiziabili erano molto meno. Man mano, col passare dei tempi, tutto sommato in queste 2 o 3 generazioni, il numero dei diritti giustiziabili si è enormemente moltiplicato. Oggi quelli che una volta erano interessi sono diventati diritti giustiziabili. Quelli che una volta erano comportamenti magari riprovevoli, oggi sono diventati reati. Noi abbiamo un numero di reati immenso, enorme. In sede di inaugurazione dell'anno giudiziario il primo presidente della Cassazione ha confessato la difficoltà di ricostruire il numero di reati che esistono nel nostro sistema sanzionatorio penale. Ne abbiamo perso il conto. Qualunque tipo di comportamento è reato. Il legislatore pensa di risolvere tutti i problemi, tutte le criticità socio-economiche introducendo un nuovo reato. Succede un evento che desta allarme sociale, scandalo giornalistico, e poi il Parlamento che cosa fa? O introduce un nuovo reato o aggrava le pene per i reati esistenti. Con quale risultato? Un ulteriore appesantimento del nostro sistema sanzionatorio penale che alla fin fine non riesce poi a comminare pene certe a nessuno. Perché voi capite che quando tutto è reato, alla fine nulla è reato. Quando un sistema inevitabilmente a risorse limitate, come è il nostro sistema processuale penale, deve smaltire una quantità di fattispecie criminose
enorme qual è quella che ci siamo costruiti determina due problemi. Primo, che l'azione penale cosiddetta obbligatoria, teoricamente obbligatoria, diventa discrezionale perché gli uffici di procura non riescono più a dar corso in modo ordinato e conseguenziale a tutte le notizie di reato che hanno. Due, che il processo, lo ricordava il Presidente Girardi, lo ricordava anche il Presidente Matteo Rinaldi, il processo alla fine si intasa e non riesce a produrre risultati. Allora ecco che questa giustizia, che è presidio delle regole, non ci dobbiamo illudere che da sola possa coprire tutto l'ambito del giustiziabile, cioè ci sono dei comportamenti che inevitabilmente dobbiamo affidare a sanzioni che non sono direttamente giustiziabili, o perlomeno, come diceva il Presidente Girardi, non passano necessariamente dal processo. Perché se noi pretendiamo che tutto quello che riguarda la giustizia passi dal processo, noi alla fine non riusciamo ad ottenere il risultato. Perché? Perché il processo è una conduttura a portata limitata. Avete presente l'acquedotto? Ecco, l'acquedotto ha normalmente il diametro, il tubo dell'acquedotto ha un diametro. Se io pretendo di infilare in quel tubo una quantità d'acqua spropositata, che cosa ottengo? Non ottengo che alla fine la quantità d'acqua che esce dalla rubinetto aumenti, ottengo che alla fine dal rubinetto non esce più niente. Perché? Perché la pressione che io ho introdotto nella tubatura ha fatto scoppiare il tubo, e il tubo, anziché condurre l'acqua, la disperde strada facendo, e quando il cittadino apre il rubinetto finale della domanda di giustizia la risposta non arriva. Questo è frutto di questa pericolosa illusione che, trasformando tutto in diritti giustiziabili e affidando all'organizzazione della giustizia la risposta di tutti i problemi, noi viviamo nel mondo più felice possibile. Non è così. Noi dobbiamo cominciare a riconquistare degli spazi che stanno fuori del sistema giudiziario in senso stretto, che stanno in quegli ambiti che i capi degli uffici hanno ricordato prima di me, gli ambiti della mediazione, gli ambiti della conciliazione, gli ambiti dell'arbitrato, gli ambiti di composizione delle liti in forma alternativa rispetto al sistema giudiziario. E poi dobbiamo anche immaginare che ci sono cose che vengono affidate alla censura, come dire, morale, etica della società. Bisogna anche imparare, questo lo dico ai giovani, lo dico ai ragazzi, ci devono essere comportamenti che prima che dal giudice vengono stigmatizzati dalla comunità, piccola o grande, a cui ciascuno appartiene. Perché se voi entrate nella logica che le cose che non vanno sono solo quelle che non vanno perché l'ha detto un magistrato, francamente creiamo una collettività che non va molto lontana. Cioè, la prima sanzione deve venire dalla famiglia, poi deve venire dalla scuola, poi deve venire dalla comunità dei miei amici, poi deve venire dalla comunità e dalla collettività del lavoro, poi deve venire dalla collettività sociale, ma ci vuole un filtro di valutazione etico, morale, negativa, periferica. Non possiamo, cioè lo dicevo stamattina nell'incontro al tribunale, questo è uno strano paese in cui se voi chiedete ai cittadini vi rispondono che hanno scarsa fiducia nei magistrati, 25-30% dei cittadini italiani dicono di avere
nei magistrati. Però voi poi provate a convincere gli italiani a affidare la soluzione di un loro contenzioso, di una loro controversia, di un loro problema a qualcuno che non sia il magistrato. Vi risponderanno sempre di no. E allora, questo è un atteggiamento schizofrenico da cui bisognerà prima o poi che cerchiamo di uscire. Allora, i magistrati sono una risorsa limitata, vanno usati per quello che è indispensabile, ma non possono diventare i custodi della morale pubblica anche nelle liti bagatellari e nelle questioni da cortile. Poi, paradossalmente, voi sentite continuamente anche gli uomini politici lamentarsi dell'ingerenza dei magistrati. No, i magistrati travalicano, i magistrati occupano spazi indebiti, i magistrati fanno invasioni di campo, ma chi è che delega ai magistrati la soluzione di tutti i problemi in questo paese? Inevitabilmente la politica. Cioè la politica, sia con una scelta di criminalizzazione generalizzata come ho ricordato, cioè ogni problema si risolve introducendo un reato. C'è l'immigrazione clandestina? Facciamo il reato di immigrazione clandestina. Cosa abbiamo risolto? Niente. Abbiamo intasato i registri degli indagati della procura di Trapani, credo quella competente per Lampedusa sia, di migliaia e migliaia di nomi fasulli di signori, i quali ovviamente dichiarano generalità. Li abbiamo inseriti in un sistema giudiziario in cui una volta immessi non riesci più a farli uscire. Abbiamo rinunciato a forme di espulsione di carattere amministrativo che ovviamente sarebbero molto più celeri, però abbiamo detto che l'immigrazione clandestina è un reato. Ho capito, ma non è che quando io dico che una cosa è un reato ho risolto il problema a monte. Io devo pormi il problema che oggi, tranne casi che destano reale allarme sociale, non solo non devo più introdurre nuovi reati, ma devo drasticamente ridurre quelli che ci sono. Ci sono tutta una serie di contravvenzioni, quindi reati, che vanno assolutamente depenalizzate. Ma secondo voi è normale che sia un reato, ma dico la prima cosa che mi viene in mente, fare uno spettacolo viaggiante abusivo? In piazza uno spettacolo, fa una contravvenzione. Non so se lo sia ancora la fissione di manifesti, forse quella l'hanno depenalizzata. No, è ancora reato. Ora, dico, cioè, c'è un margine di depenalizzazione che trasformi questi comportamenti in comportamenti, certo, censurabili, ma censurabili dal punto di vista risarcitorio, amministrativo, indennitario, civilistico, quello che volete, ma non un reato. Allora, vedete, noi abbiamo bisogno che le regole meno numerose di quelle che ci diamo abbiano poi una applicazione effettiva, perché non conta tanto il numero di regole, noi abbiamo centinaia di migliaia di leggi, ma non è che moltiplicando le leggi il sistema regolamentare ordinamentale è più affidabile, no, perché bisogna vedere qual è il grado di, come dire, termine efficace è quello inglese, di enforcement, cioè di costringibilità a quella norma. Cioè l'efficacia dipende non dal numero, ma dalla possibilità poi di farla rispettare. Dunque, tante regole, quante sono in grado di far rispettare? Non di più, perché la moltiplicazione delle regole senza la possibilità di farle rispettare determina le famose grida manzoniane che tutti voi avete studiato, e quando il Manzoni ci parla delle grida
faceva nell'allora Regno Lombardo, ecco, era questa proclamazione di norme a cui non faceva seguito niente. Si invocavano prescrizioni, adempimenti, comportamenti che poi non avevano nessuna possibilità di essere fatti rispettare e messi in pratica. Allora, oggi tutto questo è aggravato dal fatto che il nostro Paese sta nel contesto europeo e nel contesto internazionale e dunque patisce la concorrenza degli altri ordinamenti. E allora, se noi siamo un ordinamento declamatorio e non efficace, che ha un numero di regole spropositato ma non riesce a farle rispettare, che minaccia a tutti il carcere, ma poi in carcere ci manda solo i poveri cristi, un po' di spacciatori e un po' di extracomunitari, e agli altri al più fa scontare la custodia cautelare, cioè il carcere preventivo, che peraltro è una cosa assolutamente incivile, che in un paese normale non andrebbe fatto, ma che in un paese che alla fine non riesce ad applicare la pena definitiva a nessuno diventa quasi una specie di rimedio inevitabile. E beh, voi capite che noi sul mercato degli ordinamenti, perché non c'è solo un mercato delle merci, c'è anche un mercato degli ordinamenti, c'è una concorrenza tra ordinamenti e noi siamo penalizzati. E i capitali, i risparmi, gli investimenti andranno a scegliere quei paesi in cui l'ordinamento garantisce regole poche, chiare, trasparenti, facilmente applicabili. E questa è la sfida. Se noi ne abbiamo tante, opache, poco facilmente applicabili, siamo perdenti sul mercato della competizione tra ordinamenti. Allora, vedete, questo è un guaio non per il sistema giudiziario, ma è un guaio per il sistema paese ed è un guaio per la concorrenza, è un guaio per il mercato. Perché? Perché è un mercato in cui non c'è la possibilità di far rispettare la parola data, leggi il contratto, leggi la legge penale, in tempi certi e prevedibili. È un paese in cui la concorrenza non cresce, è un paese che premia quelli che barano, è un paese che premia quelli che hanno dei rimedi per giocare truccando il gioco. Perché? Perché è un paese in cui si interviene immediatamente per far rispettare i patti e le regole a chi non li rispetta, è un paese che mette tutti sullo stesso piano e dunque premia i più bravi e dunque premia la concorrenza e sviluppa il mercato. Un paese in cui se io ho un debito posso non pagarlo fino a babbo morto, è un paese che penalizza la concorrenza, perché ovviamente in quel sistema chi vince quello che trucca, vince quello che bara, vince quello che non paga. Quello che non paga si tiene i soldi, non paga gli interessi, non adempie, ha un vantaggio immediato rispetto a quello che rispetta le regole, paga, i soldi non li ha più o al massimo deve chiedere in prestito alle banche e pagare gli interessi. Dunque, vedete come il funzionamento del sistema giudiziario ha immediatamente una ricaduta sul sistema del mercato e sul sistema dell'impresa, ma ne ha altre. Il funzionamento del sistema giudiziario determina il sistema finanziario e lo determina da due punti di vista. Dove il sistema giudiziario funziona meglio, famiglie e imprese hanno più facilità ad accedere al credito. Dove io so che recupero il mio credito in tempi certi e brevi, il sistema del risparmio e del credito mi affida di più. Dove questo non avviene, il sistema del credito non mi affida e dunque io sono penalizzato, io imprenditore corretto sono ovviamente penalizzato.
Secondo effetto dal punto di vista del mercato finanziario, il cattivo funzionamento del sistema giudiziario determina che le famiglie e le imprese si orientano a un tipo di, di risparmio che è prevalentemente statico, dove mettono il risparmio le famiglie e le imprese in un sistema dove la risposta giudiziaria non è tempestiva, nei contanti e nei depositi. Dove il sistema giudiziario è efficiente, la destinazione finanziaria è più mobile, è più elastica, possono ricorrere a strumenti finanziari più dinamici, mercato azionario, mercato obbligazionario. Dove il sistema giudiziario non funziona è inevitabile la condanna all'investimento statico anziché all'investimento dinamico. Il funzionamento del sistema giudiziario ha un effetto sulla natalità delle imprese e sulla loro dimensione. Dove il sistema, la giustizia è efficiente, nascono più imprese e le imprese hanno una dimensione maggiore. Pensate, si calcola che una riduzione della durata media delle procedure civili del 50%, cioè se noi dimezzassimo i tempi della giustizia civile, noi avremo un incremento del 20% delle dimensioni delle nostre aziende manifatturiere. Cioè questo fenomeno che tutti lamentiamo del nanismo delle nostre imprese, di questa moltiplicazione di microimprese, che per carità ha avuto anche dei pregi, perché ci ha anche consentito forse di passare più indenni o con meno danni attraverso la crisi, ma che certamente è uno degli elementi di debolezza del sistema strutturale imprenditoriale italiano. Bene, se noi dimezzassimo i tempi della giustizia civile avremmo un effetto di accorpamento e di aumento della dimensione delle imprese pari al 20%. Allora, e concludo. L'amico Stefano Valdegameri, che ringrazio ancora perché è stato il tramite per questo nostro incontro, mi chiedeva: ma come ne usciamo? Qual è il rimedio? Insomma, la domanda è una domanda molto impegnativa. Spero di avere qua e là, come dire, nell'analisi toccato anche qualche punto di risposta e qualche punto di proposta. Certamente ne usciamo riconquistando, e questo spetta anzitutto alle giovani generazioni, riconquistando un senso interiore della legalità. La legalità non è solo quella formale che è proclamata nelle aule di giustizia. La legalità comincia dentro la coscienza di ciascuno di noi, comincia dallo scrupolo del rispetto delle regole anche di buona educazione civica. So che si studia poco ormai l'educazione civica, ma l'educazione civica è quell'insieme di regole che ci consentono di stare insieme con gli altri, nel convivere. Vedete, la convivenza civile è un po' come il matrimonio, se nel matrimonio non ci si rapporta all'altro rinunciando a qualche cosa delle nostre spontanee inclinazioni, non si riesce a stare assieme. Anche per stare insieme con gli altri, per stare insieme 60 milioni di persone, abbiamo bisogno di rinunciare a qualche cosa. Non possiamo volere tutto, pretendere tutto, avere tutto. L'educazione civica sta proprio in questo senso di self-restraint, di imparare che non si butta la carta per terra, non si passa col rosso, non si insulta la gente, si ha pazienza, si fanno le code, non si spintona, si rispetta il verde, si rispettano i giardini. Dico delle banalità per dire
ci sono delle cose, la legalità non è soltanto quella delle aule di giustizia, la legalità è quella della mia vita quotidiana, che comincia da come io mi comporto la mattina quando mi alzo, di quello che faccio a scuola, di quello che faccio con i miei amici, di quello che faccio quando vado per strada. E allora questo è direi un approccio culturale che dobbiamo cambiare rispetto a una mentalità per cui forse per troppo tempo abbiamo pensato che giustizia e legalità fossero questioni che riguardano i giudici, la polizia, i carabinieri e i campioni dell'antimafia. No, la legalità è un problema di ciascuno di noi. E poi, se vogliamo che il sistema giudiziario funzioni davvero per sanzionare le violazioni rilevanti di illegalità, dobbiamo regolare il rubinetto di immissione. Noi siamo il paese che ha il più grande contenzioso civile d'Europa, dopo i russi, che non stanno nell'Unione Europea peraltro e che forse hanno anche, come dire, tipologie diverse dalle nostre, problemi diversi dai nostri. Dopo i russi noi siamo il paese che bisticcia di più. Noi bisticciamo per tutto, forse perché siamo causidici, diceva qualcuno, forse perché siamo poco educati al senso dello Stato, non lo so perché, qui bisognerebbe aprire tutta un'indagine sociologica. Comunque siamo un paese di litigatori. Allora, pensare che questa massa di litigiosità e di contenzioso venga tutta smaltita dal sistema giudiziario attraverso il processo è una pia illusione. Dobbiamo trovare delle forze alternative, rassegnarci a forze alternative, salve le garanzie ovviamente, ma a delle forme alternative, perché il nostro apparato giudiziario non è in grado di inseguire questa massa enorme di contenzioso che è nato da una prolificazione dei diritti giustiziabili e da un'enorme proliferazione dei reati. Non entro nel dettaglio delle soluzioni tecniche perché non mi sembra questo il caso. Qualcuno ha avuto, la ragazza che mi ha presentato ha avuto la bontà di richiamare alcuni libri che ho scritto sulla materia. Lì ci sono alcune soluzioni, secondo me anche a costi non dico zero ma molto limitati, con cui è possibile percorrere questa strada del portare la soluzione del contenzioso fuori dal sistema strettamente processuale. Se, e questa è davvero la conclusione, se noi ci faremo carico della consapevolezza di questo rapporto stretto tra funzionamento della giustizia e funzionamento dell'impresa, forse potremo dare un contributo perché il nostro paese esca dalla crisi e riprenda la competitività. Lo dico ai non giuristi, lo dico ai non magistrati, ai non avvocati, ma sperando di aver dimostrato che il tema della giustizia è un tema che riguarda tutti, che non è un tema degli addetti ai lavori, è un tema in cui certo la responsabilità degli addetti ai lavori è più grande, perché gli addetti ai lavori sanno che se fanno funzionare quel sistema non fanno funzionare soltanto un apparato corporativo che li riguarda, ma fanno funzionare il sistema paese, cioè contribuiscono a rendere il paese più appetibile nelle graduatorie mondiali e dunque collaborano a questa indispensabile opera di rilancio dello sviluppo e della competitività del nostro paese. Vi ringrazio. Grazie allora Presidente Vietti. Niente, a me rimane soltanto, vista anche l'ora, di chiudere con questo invito al recupero della legalità che abbiamo avuto. Ecco, il Presidente dà proprio disponibilità se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda. Allora invito magari Camilla a portare il microfono se qualcuno ritiene. Prego. Niente, mi presento, io sono Nadia Valdusa e per oltre 35 anni più o meno
sono stata responsabile dell'ufficio legale di una grande banca, e mi sono occupata soprattutto di recupero crediti e gestione delle sofferenze. E questo argomento chiaramente mi interessa, l'ho vissuto anche in prima persona gestendo le mie pratiche, e concordo con lei sulla necessità di trovare delle soluzioni alternative a questo sovraccarico di pratiche, di processi e di attività che sta ingolfando tutto l'apparato giudiziario a scapito di quelli che sono invece i giudizi veramente importanti e forse più pregnanti. Ma in particolare, questo è il mio parere, secondo me dovremmo arrivare ad un più massiccio recupero stragiudiziale di crediti, perché io anche adesso che pure non esercito più la mia funzione, vengo avvicinata anche per dei consigli da parte di piccoli imprenditori per piccoli crediti, e sono scoraggiati di non poterli recuperare proprio per la piccola entità, in quanto il rapporto costi-benefici di questo recupero non c'è. Andare da un avvocato per recuperare 2000 euro, che pure per un piccolo imprenditore sono importanti, diventa un problema, perché l'avvocato a sua volta gli presenta un conto e non da poco. E quindi questa è la prima fase. Per quanto riguarda invece le imprese, e chiudo qui, è proprio una considerazione la mia, ancora quando ero arrivata qui a Verona ad occuparmi di questa attività, già l'allora presidente della sezione fallimentare, dottor Iannetti, quindi in tempi non sospetti, non di crisi conclamata come adesso, mi ricordo che quando presentavamo le nostre domande di ammissione al passivo come banche, pur essendo formalmente corrette eccetera, sollevava queste eccezioni, cioè doveva dire, lui continuava a dire: le banche devono smetterla di dare finanziamenti a imprese soltanto sul presupposto che esistano delle garanzie collaterali, devono dare i finanziamenti alle imprese, e qui torniamo al discorso che ha fatto lei, Presidente, della meritocrazia, a imprese che in base ai bilanci, in base ai loro dati contabili, hanno una certa validità. E invece sono stati per anni e anni finanziate delle imprese che, pur non avendo i requisiti di moralità, di correttezza come lei diceva, poi saltavano, e alle banche poco interessava perché avevano delle garanzie collaterali. Più che altro si puntava sul patrimonio immobiliare. Ora, con questa crisi, dove le imprese sono in difficoltà per l'attività, anche le stesse garanzie non bastano più, perché anche avere un patrimonio immobiliare a garanzia non lo si realizza più, e quindi a maggior ragione la meritocrazia sarebbe ancora più necessaria in questo momento. Diamo la parola alla signora, poi se c'è qualche ragazzo che vuole fare una domanda, forza, coraggio, un'opportunità unica, perché guardate che avere qui il vicepresidente del Consiglio sulla magistratura a Verona penso che sono anni e anni, quindi pensate a qualcosa, ragazzi, prego. Credo sì, credo anch'io, a mia memoria, ma insomma io non sono un giurista, prego. Ringrazio il Presidente Vietti e gli altri relatori. Sono l'Avvocato Fichera, mi occupo di mediazione civile e sono Presidente dell'Associazione Avvocati Mediatori. E l'argomento degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie assume un rilievo fondamentale. Mi piace pensare che siamo un po' al 1° agosto sulle autostrade italiane, siamo un bollino, c'è il bollino nero, la giustizia in questo momento sta faticosamente rispondendo, ma non perché le autostrade non siano adeguate, ma semplicemente perché ci sono troppe autovetture che stanno correndo, e forse molte di queste potrebbero fare il carpooling e quindi andare insieme, oppure fermarsi prima ancora di entrare in autostrada. Non tutte le controversie sono... non per tutte si può accedere alla mediazione, per alcune però decisamente sì. È una grossa sfida che sta affrontando l'avvocatura, è una grande sfida in collaborazione con gli uffici giudiziari, perché ci sono magistrati che stanno ampiamente scegliendo anche questa strada, e credo che come strumento deflattivo possa avere una sua importanza, ma quello che è importante ancora di più è la cultura della mediazione. Quindi le scuole, le imprese devono trovare occasioni per capire cosa può essere risolto con la mediazione, ripeto, non tutto, ma buona parte, non solo delle questioni
bagatellari intese come valore economico ridotto, ma che possono essere adeguatamente gestite con l'ausilio di consulenti preparati e professionisti quali ci sono nell'avvocatura, che possono senz'altro accompagnare in certe controversie il proprio cliente impresa, il proprio cliente cittadino, ad evitare di affollare le aule di giustizia e quindi a mettersi in quel gruppo di persone che non hanno giustizia per i tempi. Grazie. Ecco, se mi pare volevi fare un intervento così dopo chiudiamo con gli interventi, un ragazzo dell'istituto. Lei ha parlato di educazione e quindi volevo chiederle se può esprimere questa educazione che sentiamo un po' distante nei ragazzi e quindi se potrebbe spiegare un po' in generale. Qualcun altro che chiediamo? No? Lei, la ragazza, lei. Prego. Prego. Prima si è parlato del sistema giudiziario italiano e della sua lentezza. Lei lo dovrebbe sapere bene dal momento che ha diretto contatto con questa realtà. Volevo chiederle concretamente cosa è stato fatto dal momento che comunque ha rivestito una carica molto importante all'interno del Parlamento. Bene, grazie. Presidente? Il dottor Cervato che vuole fare... Salve, io sono dottore commercialista e mi ricordo nel 2003 convino che l'avvocato Vieti è venuto qua all'università al Palazzo Giuliani e ci ha presentato la riforma del diritto societario. Io volevo fare un intervento di questo tipo purtroppo, nel senso che i giovani, credo che una delle cose più importanti per i giovani siano gli esempi. Questo è un sistema educativo fatto con gli esempi, è il più importante che noi potremmo dare ai giovani. Purtroppo la nostra politica non dà molti esempi di giustizia e questa confusione e questo sistema che noi diamo ai giovani, credo che difficilmente loro possano educarsi nella migliore situazione nei confronti della giustizia. Credo che abbiano delle forti perplessità rispetto a questo tema, quindi è un nostro compito per riformare anche la politica in questo senso. La ringrazio. Dopo chiudiamo qua praticamente, Presidente. Grazie. Chiedo scusa all'avvocato Vieti, forse anticipo una risposta che gli è stata chiesta. Sono Enrico Sauro, sono dottore commercialista, sono qua con un po' di nostalgia perché nella prima metà degli anni '80 io stavo seduto lì sopra come rappresentante dell'istituto. Allora prima mi ha toccato una riflessione che ha fatto l'avvocato Vieti e risponde un pochino alla domanda che faceva lo studente, perché parliamo da tecnici economici, dottori commercialisti, io sono anche ragioniere. Uno dei compiti a cui siamo chiamati è quello, gli inglesi la chiamano compliance, cioè noi per le imprese, tra i vari servizi, facciamo anche quello di fare, in parole povere, i conti delle tasse. E qui l'aspetto etico è molto importante, perché vi troverete, lo dico agli studenti, a fare una professione, se sceglierete la professione, ma comunque un mestiere, perché il ragioniere in un'azienda alla fine fa dall'interno un qualcosa di molto simile, far rispettare le regole dell'azienda e portarle a pagare le giuste tasse senza violare la legge, quindi sfruttando tutte le opportunità possibili, e qui sta la bravura di una persona rispetto ad un'altra, senza mai travalicare i limiti. E qui però ci aggiungo una riflessione un po' amara. Oggi abbiamo parlato prevalentemente di giustizia civile e giustizia penale.
Io sono un operatore, tra le altre cose, della giustizia tributaria, e qui il proliferare delle norme è palese che crea il malessere della giustizia, che anche la giustizia tributaria non riesce a dare risposta, perché, un esempio banale, in primo grado i giudici non hanno il tempo di trattare le cause, perché dedicano durante un'udienza massimo 5 minuti a ciascuna discussione, e i fascicoli, quanto li abbiano potuti approfondire, si capisce dalla discussione che si riesce a fare in primo grado, e confidano, spesso te lo dicono apertamente, tanto poi in secondo grado avrete più opportunità di essere ascoltati. Quindi il malessere dei troppi gradi di giustizia, non si riesce, insomma, sono cose che devi sempre condividere, però ai ragazzi dico, come riflessione, chi ha scelto di fare il ragioniere, il tecnico di impresa, tenga sempre presente questo aspetto etico, cioè la nostra funzione nelle imprese è quella di portarle, per quanto possibile, a competere in maniera corretta sostanzialmente, perché purtroppo la scorciatoia a volte è allettante, però crea delle distorsioni, una concorrenza sleale tra le imprese, che poi alla lunga qualcuno nel breve vince, ma il sistema paese ce lo siamo detti e condividiamo, credo tutti quanti, alla lunga ce ne può solo che perdere. Grazie. Grazie. Allora, telegraficamente approfitto da quest'ultimo intervento per rispondere a chi mi sollecitava qualche informazione in più sul mio curriculum. Mi sembrava esaustivo quello che era stato letto, ma vuol dire, se c'è questa curiosità di sapere che cosa ho fatto, mi limito a dire, ma lo ha già richiamato per la verità l'avvocato Lambertini cortesemente prima, che durante la mia esperienza di governo al Ministero della Giustizia, che per la verità fu di solo 4 anni, io ebbi modo di dare il mio nome alla riforma del diritto societario, che è stata, diciamo, la più grande novella del codice civile dopo il 1942, o perlomeno sullo stesso piano di quello del 75 del diritto di famiglia, forse maggiore, ma faccio il modesto. E quindi, diciamo, la riscrittura delle regole delle società commerciali, che erano le stesse da 60 anni e che erano ormai totalmente inadeguate rispetto alla normativa europea e rispetto al sistema della competitività, credo sia stata una tappa importante della modernizzazione del nostro sistema, e tale è stata riconosciuta. Compirà 10 anni il 1° gennaio prossimo della sua entrata in vigore, e al di là di alcune critiche risalenti all'epoca della sua entrata in vigore, credo oggi tutti ammettano che è stato un momento importante della normativa riformatrice di questo dopoguerra. Credo che lo stesso si possa dire di un'altra riforma che peraltro indegnamente si riferisce al sottoscritto, che è quella del diritto fallimentare. Il diritto fallimentare in questo paese era fermo al Regio Decreto del 1942, e quindi una normazione assolutamente inadeguata rispetto alla dimensione della crisi d'impresa contemporanea. È stata introdotta una riforma che, pur con qualche limite di minore omogeneità e organicità dovuta al veicolo, che ahimè fu un decreto legge, ma non era possibile fare diversamente, tuttavia credo ci permetta oggi di avere un numero di fallimenti fisiologico. Se quella riforma non fosse stata fatta e non fossero state introdotte le soglie per il fallimento delle aziende, credo che oggi le nostre cancellerie fallimentari sarebbero come dire, franate sotto il numero dei fascicoli delle società in attesa di dichiarazione di fallimento. In qualche modo si richiama anche al mio lavoro parlamentare e di governo la normativa sull'acquisto degli immobili e le garanzie date agli acquirenti in caso di acquisto di immobili da
cooperative per evitare il prodursi di quegli effetti di società cooperative che poi fallivano, lasciando coloro che pure avevano già pagato parte del prezzo senza nessuna forma di garanzia e di soddisfazione. E a proposito di commercialisti, credo nel bene e nel male porti il mio nome anche la legge che unificò l'albo dei ragionieri e l'albo dei dottori commercialisti. Mi sono occupato poi molto direttamente della riforma dell'ordinamento giudiziario tra il 2005 e il 2006, direi temperando anche alcune punte che del mio allora ministro, il quale aveva un'idea anche un po' diciamo, più radicale, anche un po' punitiva di quell'intervento. Io credo che riuscimmo a contenerlo in termini tutto sommato efficaci ma sostanzialmente accettabili. Dopodiché posso rammaricarmi di non aver fatto di più, ma posso dirvi che da quasi 4 anni ormai io rappresento l'organo di governo della magistratura, il quale le regole le rispettano, le scrive, e quindi noi non possiamo più avere nessuna parte nell'attività di riforma, anche se in questi anni il lavoro di collaborazione leale con il Ministero e con tutti i governi che si sono succeduti ci ha permesso di far avere il nostro consiglio, il nostro punto di vista in molte delle norme che sono state fatte. Ahimè, tutte norme purtroppo diciamo di intervento settoriale, non di intervento organico. Quelle che ho citato hanno il vantaggio che sono riforme organiche, poi si sono fatte molti interventi tampone che spesso rispondono anche a logiche contraddittorie, per cui si enuncia la volontà di perseguire una certa politica giudiziaria e poi si fanno interventi che rispondono a tutt'altra. Questo spesso complica i problemi anziché risolverli. L'educazione, io concordo totalmente con il dottore, il quale dice che il compito dell'educazione spetta alle generazioni precedenti rispetto alle generazioni successive, e questo non c'è dubbio. Mi preoccupa un po' che mi si chieda cosa intendo quando parlo di educazione, perché vuol dire che i termini di comprensione comuni si sono molto affievoliti, forse si sono affievoliti anche più di quanto io immaginassi. Educazione è un termine che viene dal latino, la cui radice sta a dire condurre fuori, portare fuori, dunque prendere per mano e condurre dalla condizione diciamo di non civiltà in cui ciascuno di noi è venuto alla luce, alla condizione di civiltà, alla condizione di cittadino, cioè alla condizione di uomo capace di stare in mezzo agli altri. A questo io facevo riferimento quando parlavo del rispetto delle regole, non quelle sanzionate, non quelle che hanno bisogno delle sentenze per essere affermate, non quelle di cui si discute nelle aule di giustizia, ma prima quelle che ciascuno di noi deve vivere e praticare nella sua vita quotidiana. Ho fatto, credo, anche alcuni esempi che ho detto erano banali, che vanno dal rispetto delle norme sulla circolazione stradale al rispetto delle norme del galateo nei confronti dei miei simili. Forse è un po' ancien regime citare il galateo, però il galateo era una regola di comportamento che vigeva tra le persone che stanno in società insieme. Non sarebbe male provare anche un po' a ripristinarlo. Il rispetto, ho citato, il rispetto dell'ambiente, il rispetto del verde, il rispetto direi anche della dignità dell'altro, la correttezza nel modo di esprimersi, cioè
preliminare a tutto quello che riguarda la giustizia, che non è giustiziabile, che non può essere affidato alla esecuzione di un magistrato, ma che ha un effetto enormemente deflattivo nei confronti del sistema giudiziario. Perché se noi vivessimo in una società in cui tutti si sforzano di rispettare le regole, non quelle codificate nei codici, ma quelle, diciamo, del buon vivere comune, l'effetto del contenzioso che approda nelle aule di giustizia si abbatterebbe drasticamente. Cioè non sono indifferenti questi due aspetti. Per questo io credo che il ruolo della famiglia e della scuola e delle comunità sociali sia assolutamente fondamentale. Le altre due non erano domande, direi erano considerazioni che sottoscrivo, sia quella sulla necessità del ricorso alle soluzioni stragiudiziali, sia quella del sistema del credito che, ahimè, spesso concede ossigeno a chi ha tante garanzie, soprattutto a chi aveva garanzie immobiliari, e magari non lo concede a chi invece ha qualche geniale idea imprenditoriale. Come è noto, si dice che le banche il credito lo fanno a chi non ne ha bisogno e più difficilmente lo fanno a chi ne ha bisogno. Oggi direi la situazione è diventata tale per cui non lo fanno neanche più a chi offre le garanzie immobiliari, proprio per la difficoltà di realizzazione che lei richiamava. Per quanto riguarda le ADR, le cosiddette ADR, sono totalmente d'accordo, cioè, direi l'avevo anticipato. Certo, c'è bisogno di una cultura della mediazione e sono d'accordo che va affidata alla mediazione non solo quello che è bagatellare, ma ci sono proprio forme di contenzioso che rendono preferibile il tentativo di soluzione conciliativa rispetto a quello giudiziario, perché, come diceva, mi pare prima il Presidente Gilardi, c'è bisogno anche di ricucitura sociale e inevitabilmente la decisione giudiziaria taglia come una spada. La decisione giudiziaria è la decisione salomonica del taglio del bambino a metà, quasi sempre. E certo che il bambino, una volta tagliato a metà, un po' di sangue lo lascia. Certo, se è possibile trovare una soluzione per cui riusciamo a convincere le due parti ad affidare il bambino o all'una o all'altra, almeno evitiamo lo spargimento di sangue, e questo in termini anche di coesione sociale è migliore. Mi permetterò di utilizzare, se non mi chiede il copyright, questa espressione del carfulling e del bollino rosso invece della mia dell'acquedotto, perché così posso variare l'esempio, ma più o meno diciamo la stessa cosa sull'intasamento delle autostrade. Grazie. Grazie Presidente. Passo ai saluti. Ringrazio quindi il Presidente dell'Ordine degli Avvocati, Avvocato Bruno Piazzola, ringrazio il Vicepresidente del Comune di Verona Franco Zanardi, ringrazio di AIGA l'Avvocato Michele Croce, ringrazio il Presidente del Tribunale Gilardi, scusate, Marcolina si vede, regge, ringrazio il Presidente della Corte d'Appello di Venezia Marzio Rinaldi e i nostri relatori Stefano Valdegambari, Lamberto Lambertini e ovviamente Michele Vieti. Do la parola al nostro dirigente qui per i saluti. Ricordo che fuori per chi volesse c'è un caffè e un bicchiere di tè. Grazie. Volevo anch'io ringraziare sentitamente l'Avvocato Vietti, l'Avvocato Albertini, il Dottor Valdegambari di aver accettato il nostro invito, di averci portato un contributo molto importante e sono molto contento che l'Avvocato Vietti nel suo discorso abbia ripreso un po' quello che io all'inizio avevo detto nell'introduzione. Per risolvere insomma i problemi del sistema paese bisogna ripartire dai giovani e quindi è bene che
questi discorsi vengano fatti nelle scuole, quindi ringrazio particolarmente di essere qui all'Istituto Pasoli oggi, e ripartire dall'educazione. Non c'è niente da fare, cambiando il modo di vedere i rapporti reciproci, il modo che dobbiamo imporci di rispettare le regole, solo così potremo avere un futuro diverso e sicuramente più produttivo e felice. Grazie a tutti di essere qui e arrivederci a questo.